Dopo la manifestazione di giovedì scorso fatta dai tifosi dell'Akragas con cori anche contro il patron della società biancazzurra Silvia Alessi, è pronta la risposta dei soci di minoranza. Vogliamo ricordare ai tifosi e ai sostenitori del gigante che Alessi è stata l'unica persona che in questi 6 anni non ha mai abbandonato la nave, come hanno fatto tutti gli altri, per amore di questa città e per non lasciare la squadra totalmente in mano degli sconosciuti. È lui da solo che sta mantenendo questa squadra in Serie C con tantissima difficoltà. Ed ancora continuano i soci di minoranza. I tifosi soffrono, come è giusto che sia, ma sarebbe altrettanto giusto soffrire assieme alla società, visto che in questi 6 anni il presidente Alessi si è messo sempre a disposizione dei tifosi. Intanto la cessione delle quote di Marcello Giavarini, dimissionario presidente onorario dell'Akragas, sembra essere vicina. Lui precisa di essere venuto a Licata, dunque in Sicilia, per ragioni strettamente personali, di non aver partecipato all'assemblea dei soci della società biancazzurra perché non è necessario per la cessione delle quote. Come è noto a tutti, dice Giavarini, nello scorso mese di settembre ho lasciato una delega scritta al presidente Silvia Alessi per cedere le mie quote e ho chiesto all'avvocato Enzo Caponnetto di scegliere i migliori candidati per un buon proseguo della società Akragas Città dei Templi. Il presidente del Sion, Costantin, mi sembra la persona giusta per guidare e gestire la fantastica piazza calcistica di Agrigento e spero vivamente che accetti di sostituire tutti gli attuali soci per ridare lustro alla blasonata Akragas, conclude Giavarini.